Operazione della squadra mobile di Agrigento con alcuni arresti. Verso la protesta per le vertenze in atto. Un'altra giornata di studi ad Agrigento. Il circolo Rabat ha un nuovo presidente. Calcio, conferenza stampa dell'Acragas e SEAP Aragona. Benvenuti su TV Notizie, apertura dedicata all'operazione della squadra mobile di Agrigento, operazione antidroga. Impressionanti le immagini dello spaccio a San Leone in pieno centro e in pieno giorno. Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani in questura ad Agrigento per illustrare l'operazione sul light drug. L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento. L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, diretta dal dottor Luigi Patronaggio. In particolare la squadra mobile della città, diretta da Giovanni Minardi, ha sviluppato tra maggio e settembre del 2018 un'attività di indagine tradizionale e tecnica con l'ausilio di telecamere che hanno permesso di acclarare numerose cessioni di stupefacenti effettuate dagli odierni indagati nel centralissimo piazzale Giglio, meglio denominato piazzale Asser, a San Leone, costoro non curanti dei numerosissimi passanti che affollavano quel sito, come si vede dalle immagini, senza alcuna remora e precauzione vendevano vari tipi di stupefacenti. La misura cautelare richiesta dal GIP ed emessa dal Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, su richiesta del sostituto Gloria Andreoli, ha disposto gli arresti domiciliari per Alessandro Calogero Trupia dell'89, Auri Fesal del 92, l'obbligo di dimora in Agrigento per prescrizioni per Luigi Andrea Di Marco del 99 e per BA classe 97 e ancora il divieto di dimora nel territorio agrigentino per un altro soggetto. Nel corso delle indagini sono stati effettuati numerosissimi sequestri di sostanze stupefacenti del tipo hashish, anfetamine, ecstasy, cocaina per un totale complessivo di circa 250 grammi. Non può non evidenziarsi, come detto appunto da Minardi, che i numerosi episodi di spaccio effettuati senza precauzione alcuna nella suddetta pubblica piazza non sono mai stati oggetto di segnalazione in questura. La misura è stata sospesa per Luigi Andrea Di Marco, il quale, rintracciato a Palermo all'atto della rituale perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 130 grammi di sostanze stupefacenti di tipo hashish, un bilancino e un cutter. Per tali ragioni veniva tratto in arresto in flagranza di reato. Il senso di questa operazione è un'attività fatta dalla squadra mobile di Agrigento nell'estate scorsa. Siamo arrivati ad avere queste misure da parte della dottoressa del GIP di Agrigento, la dottoressa Vella, e praticamente abbiamo fatto solo 2 arresti come arresti domiciliari, più altre 2 misure minori. Il senso più importante dell'operazione è quello che abbiamo notato nel filmato, ovvero un gruppo di ragazzini che spacciano al centro di San Leone e nessuno che fa segnalazioni. Questa è la cosa, diciamo, che è il rilievo maggiore di questa operazione. Abbiamo questi ragazzini sui quali abbiamo individuato e videoregistrato numerosissimi episodi di spaccio. Riusciamo a sequestrare 250 grammi sui singoli, il totale è 250 grammi di droghe varie, quindi hashish, cocaina, estasi. Eppure quindi corrispondono veramente a un numero elevato di episodi di piccolo spaccio. Eppure le segnalazioni non sono mai giunte. Possiamo credere che al di là del fatto del nostro controllo delle pattuglie, delle forze dell'ordine, che ovviamente quando vengono notate i ragazzi sicuramente adottano delle cautele, ma con quello che avete visto non c'erano molte cautele e di fatto gli episodi avvenivano in maniera continua. L'appello che avete fatto oggi è anche di usare UPOL. UPOL è un'applicazione della Polizia di Stato che esiste già da tanto tempo, permette di segnalare in forma anonima con video, con foto oppure semplicemente con un messaggio di testo, inviare la propria posizione e dire il reato che si sta compiendo, che sia bullismo, che sia spaccio, che sia qualsiasi altro reato, scaricandole l'applicazione esiste sia per iPhone che per Android. È di assoluta semplicità di utilizzo e permette in tempo reale di individuare una tipologia di reato e comunicarlo alle forze dell'ordine competenti per territorio che possono istantaneamente intervenire. La cosa più allarmante è l'età così giovane dei ragazzi che spacciano, no? Anche spesso all'insaputa dei genitori.
Ma dico, sicuramente la questione, ci possono essere dei genitori che possono notare una particolare disponibilità di denaro da parte dei figli, ma tutto quello che succede fuori, dico, diventa tante volte complicato. Dico, non mi sento né di recriminare sui genitori che possono avere questo tipo di problematiche per i loro figli, posso solo consigliare di tenere gli occhi molto aperti e stare attenti anche ai piccoli dettagli. Quindi un appello ai genitori allora è importante, no? Nel consigliare, vedere e osservare i propri figli. Questo sicuramente, considerate che non esiste, rivolgendosi a degli uffici di polizia, che una segnalazione da parte anche di una persona molto vicina, di un parente, circa delle attività da parte del figlio che possono essere interessati in questo tipo di ambiti. La persona viene in qualche maniera, il nominativo della persona segnalante viene assolutamente tenuto riservato. Quindi anche, come si suol dire, se la madre dice mio figlio ha della disponibilità di droghe, noi ci attiviamo con le nostre attività, ma sicuramente non andiamo a creare il problema, come suol dire, in famiglia tra madri e figli o fratelli e sorelle. Vigili del fuoco, una vergogna costringerli a scioperare. Vediamo. Le segreterie provinciali dei sindacati di categoria a sostegno delle vertenze che interessano i vigili del fuoco, con una giornata di sciopero nazionale il 15 novembre. Per quanto riguarda Agrigento, i vigili si ritroveranno davanti alla prefettura per un sit-in. Lo sciopero è un diritto dei lavoratori, ma ci sono lavoratori come appunto i vigili del fuoco che mai dovrebbero essere costretti a scendere in piazza per reclamare il riconoscimento dei propri diritti, a cominciare da quello economico. Vedere in piazza a protestare una categoria benemerita come i vigili del fuoco dovrebbe far riflettere e intanto far vergognare seriamente chi gestisce il potere. Tra le richieste del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco vi è quella di risorse adeguate per il rinnovo del contratto di lavoro e il potenziamento degli organici e il riconoscimento dell'alta professionalità dei Vigili del Fuoco, tutti i giorni messi a dura prova. Altra giornata di lavori della Fondazione Empedocle. Arturo Cantella. Quarta e ultima giornata del convegno curato dal Liceo Classico in collaborazione con la Fondazione Empedocle, stamani presso la chiesa di San Lorenzo, diversi luoghi che hanno interessato gli eventi, Villa Genuardi, Monastero di Santo Spirito, la Biblioteca Lucchesiana, il Palazzo dei Filippini, il Museo Archeologico Regionale. Stamani hanno relazionato il professore Salvatore Lobue, docente di retorica presso l'Università di Palermo, e il professore Alfonso Iacono, docente di filosofia dell'Università di Pisa, che ha approfondito il tema frontiere e confini. Ne penso il meglio possibile, mi sembra un'idea splendida, data da una preside come la professoressa Anna Maria Sermenghi, che ha una grande capacità di iniziativa e anche di coniugare l'importanza etica della discussione con la fantasia anche, quindi una grande organizzazione. Ne penso il meglio possibile perché credo che questo possa aiutare moltissimo lo sviluppo dell'apprendimento e del confronto con gli alunni. È il tema di quest'anno particolarmente interessante, si parla del problema di Ettore. Sì, è fondamentale, si parla del problema di Ettore, ma si parla del problema del limite ed è importantissimo dare un messaggio sulla questione del limite per il fatto che noi viviamo in un mondo dove invece non si parla d'altro che di onnipotenza, successo, quella che i greci chiamavano hubris, che temevano e che qui invece è diventata quasi una forma di vita che però poi ha delle conseguenze, effetti collaterali negativi, quindi è importantissimo che si ponga il problema del limite perché tramite il limite noi ci facciamo una ferita narcisistica e diventiamo adulti. Il consigliere comunale di Agrigento Giorgia Iacolino, per quanto riguarda il sistema viario provinciale, chiede che l'ANAS, il Libero Consorzio e il Comune di Favara operino in sintonia al fine di agevolare la manutenzione delle strade. L'intervento del consigliere si riferisce alla strada che conduce all'ospedale San Giovanni di Dio. Franco Gancemi è stato eletto segretario generale dello SPI-CGIL della provincia di Agrigento. Sostituisce Enzo Baldanza, che ha lasciato per decadenza di mandato. Franco Gancemi è un dirigente di lungo corso, avendo diretto le lavoratrici ed i lavoratori della formazione professionale.
Tra gli appuntamenti imminenti vi è la raccolta di firme a sostegno dei pensionati che si ritroveranno a Roma il 16 novembre per la manifestazione nazionale unitaria. Allo spazio Temenos di Agrigento, interessante convegno medico sui pazienti oncologici. Si è discusso di fake news nell'era digitale. Arturo Cantella. Si è discusso degli aspetti psicologici e scientifici dell'assistenza dei pazienti oncologici nell'era digitale in un incontro organizzato stamani presso lo spazio Temenos. In particolare è stata approfondita la tematica di come difendere il paziente oncologico dalle fake news nell'era dei social, ovvero dalle notizie false o tendenziose che si trovano per chi naviga su Facebook. Responsabile scientifico dell'evento di oggi il dottor Alfredo Butera, primario del reparto oncologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sì, oggi è un incontro con la società civile, con i pazienti, per parlare insieme a loro del nuovo rapporto che si deve instaurare tra medico e paziente, perché in questo rapporto si intromette un po' quella che è tutta la rete, perché siamo in un'era digitale per cui il paziente molto spesso va su Google, su internet, andando a leggere delle notizie che a volte hanno una loro credibilità scientifica mentre altre no, quindi si trova smarrito e in questo senso dobbiamo aiutare i pazienti a poter comprendere meglio cos'è la rete, che cos'è Google e tutto quello che ne comporta in questo rapporto. Quindi che consigli dare, dottore? Il mio consiglio è la gente ovviamente deve aggiornarsi, leggere, però poi ne deve parlare col proprio medico di fiducia e andare lì a vedere se quello che ha letto è una realtà già operante oppure si tratta solo di un progetto oppure è una notizia che nel caso clinico del paziente può non essere assolutamente utile. Ecco, parliamo ora della nostra situazione, lei la monitorizza giorno dopo giorno, qual è la situazione oncologica ad Agrigento nel reparto che voi fate, un po' in generale anche per tutta la provincia? No, diciamo che la frequenza e l'incidenza delle neoplasie è in linea con la media nazionale e regionale, l'incidenza dei tumori ancora è alta, però le cure che ci sono sicuramente molto più efficaci rispetto al passato e la lotta si può vincere. Ecco, il pendolarismo diminuisce? Sì, noi abbiamo circa 600 pazienti in cura, erano pazienti insomma, abituati purtroppo ad andare. Non abbiamo ovviamente tutto quello che è nelle nostre possibilità, noi le facciamo, devo dire che l'azienda sanitaria ci permette di poter avere tutti i farmaci disponibili oggi e permessi dal nostro sistema sanitario nazionale, quindi il tipo di cura è assolutamente assicurato a tutti. Ecco, momenti come questi, giusto per concludere la nostra intervista, quanto sono importanti e quanto anche servono? Sono molto importanti, al di là degli incontri scientifici, tecnici che magari tra noi medici è giusto che si facciano, io penso che bisogna intensificare questi incontri con la società civile, con i pazienti, con i familiari, per poter chiarire alcune cose che poi magari possono creare disagio, stress emotivo e quant'altro. Nella nostra provincia, per quanto parliamo di incidenza di patologie oncologiche, logicamente io sono un biologo, mi occupo esclusivamente della parte microbiologica in questa parte e della parte nutrizionale, cioè di come noi possiamo aiutare il paziente oncologico al fine di meglio sopportare per esempio gli effetti della chemioterapia oppure praticamente al fine di migliorarne la qualità di vita. Che consigli dare a chi purtroppo è in questa situazione o chi magari si accorge di averla? I consigli sono quelli che diamo a qualsiasi altro tipo di paziente, cioè quello di fare una sana alimentazione che deve essere equilibrata, al fine appunto di meglio poter sopportare quelli che sono gli effetti negativi che comunque ci sono, per esempio della chemioterapia in cui è trattamento. Ciò praticamente la dieta equilibrata dovrebbe essere fatta appunto da tutti anche in maniera di prevenzione delle patologie oncologiche. Pausa adesso per la pubblicità.
Il TAR di Palermo ha stabilito che un candidato ha diritto di vedere i curricula degli altri partecipanti ad un concorso. A rivolgersi ai giudici amministrativi era stato un dirigente pubblico di Agrigento, interessato ad un concorso bandito dalla Camera di Commercio di Palermo e Enna. Ritrovamento archeologico a Gela. C'è un servizio. La Sicilia è piena di tesori, molti dei quali nascosti come quello venuto alla luce in maniera accidentale durante alcuni lavori in provincia di Caltanissetta. Un eccezionale ritrovamento è stato effettuato a Gela nel corso di lavori di scavo per la posa di cavi condotti dall'Enel sotto l'alta sorveglianza dell'assessorato regionale dei beni culturali. È stato portato alla luce un sarcofago in terracotta con coperchio a spioventi, all'interno del quale è stato rinvenuto uno scheletro integro, presumibilmente appartenente a un maschio adulto di circa 1,60 m di altezza. Non sono stati rinvenuti al momento elementi del corredo funerario, poiché lo scavo si trova in una fase iniziale. Dopo la rimozione dello scheletro e i necessari lavori di rilievo, le indagini proseguiranno per accertare la presenza di ulteriori evidenze archeologiche. Ma l'eccezionalità della scoperta consiste nel ritrovamento di una moneta che documenta il rituale funerario del cosiddetto obolo di Caronte, cioè il pedaggio simbolico che il defunto avrebbe pagato al traghettatore infernale per il passaggio nell'Ade, l'oltretomba per la mitologia classica. La moneta, non ancora analizzata e quindi datata, è stata rinvenuta all'interno del cranio, probabilmente in seguito al crollo del coperchio del sarcofago trovato frantumato. La città di Gela, dichiara il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, continua a restituire preziose testimonianze della civiltà greca. Gela per il mio governo rappresenta un luogo privilegiato di investimenti nel campo dei beni culturali come modello di sviluppo alternativo e risarcitorio delle ferite che in questi anni il territorio ha subito. Voglio ringraziare il dirigente generale del Dipartimento dei Beni Culturali Sergio Alessandro e la soprintendente di Caltanissetta Daniela Vullo che si sono prontamente attivati per immediate azioni di tutela del nuovo ritrovamento. Nei giorni scorsi all'esterno della tomba era stata rinvenuta una mezza coppetta in ceramica verniciata a bande di colore rossiccio di un tipo comune databile ad età ellenistica che rappresenta al momento l'unico elemento utile per una datazione orientativa della tomba. La datazione trova conferma anche nel rinvenimento di alcuni unguentari in terracotta contenitori di profumi tipici dell'età ellenistica ritrovati in prossimità del sarcofago e in connessione con un gruppo di ulteriori sepolture presumibilmente appartenenti alla stessa necropoli che saranno oggetto di indagini successive. Già negli anni 60 del secolo scorso, il famoso archeologo Piero Orlandini aveva individuato poco lontano, in località Costa Zampogna, una piccola necropoli ellenistica probabilmente connessa all'attuale ritrovamento. Grazie alla collaborazione dei carabinieri della stazione di Gela, durante tutta la durata degli scavi, soprattutto nelle ore notturne, è stata assicurata la sorveglianza al prezioso sito che tanto dirà della storia antica della colonia greca nella città di Gela. Lunedì si svolgeranno i funerali della vedova del giudice Saetta, ucciso dalla mafia. Vediamo. All'età di 92 anni è scomparsa Luigia Pantano, moglie del giudice Antonino Saetta e mamma di Stefano, uccisi 31 anni fa dalla mafia. La signora Pantano Saetta era la mamma anche di Roberto e Gabriella Saetta. È stata insegnante e farmacista, una donna di grande spessore culturale. La donna, sempre presente a tutte le manifestazioni in ricordo del marito e del figlio, negli ultimi anni non si era più vista in pubblico. Recentemente aveva subito un intervento chirurgico alla clinica Orestano di Palermo. Il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura, gli assessori della giunta municipale, il presidente del consiglio comunale Alberto Tedesco hanno espresso alla famiglia Saetta profondo cordoglio per la scomparsa della cara signora Gina. Ai figli Gabriele e Roberto va la vicinanza di tutta la città per questo grave lutto, hanno scritto i componenti della giunta di Ventura. Donna di grande umanità, ha vissuto con grande discrezione l'immenso dolore che era stato causato dagli omicidi del marito Antonino Saetta e del figlio Stefano, uccisi 31 anni fa dalla mafia. Addio signora Gina, grazie per l'esempio di vita che ci hai dato, scrive l'amministrazione comunale di Canicattì. I funerali della dottoressa Pantano saranno celebrati lunedì 11 novembre alle 16 nella chiesa di San Diego a Canicattì. Poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Via Nazionale, nella tomba di famiglia, accanto al giudice Nino Saetta e al figlio Stefano. Parliamo ora di rifiuti, settima vasca a Bellolampo. C'è il via libera dalla regione.
La commissione Via VAS dell'assessorato regionale al territorio ha dato il via libera ambientale al progetto per la realizzazione della settima vasca della discarica di Bellolampo. Si sblocca così la partita per un impianto, quello del capoluogo, giunto alla saturazione dall'estate, con la conseguenza che da mesi i rifiuti di Palermo vengono trasportati in Sicilia orientale per lo smaltimento. Quello presentato da RAP, dice Aurelio Angelini, che presiede la commissione Via VAS, è un ottimo progetto. Ci sono però alcune piccole osservazioni formulate dall'agenzia indipendente chiamata a valutare il piano di interventi. Adesso, scandisce l'assessore comunale all'ambiente Giusto Catania, RAP sta rispondendo alle prescrizioni. Il via libera sul fronte della valutazione ambientale, però un passo determinante che consentirà l'accelerazione del progetto. Adesso tocca alla regione espletare la procedura di gara. Una volta iniziati i lavori serviranno 14 mesi perché la settima vasca sia pronta. La struttura avrà una capacità complessiva di circa 960.000 metri cubi e costerà circa 29 milioni di euro. Secondo le previsioni dei progettisti, dopo i primi 6 mesi di lavori sarà comunque possibile far ripartire il deposito di immondizia a Bellolampo. Solo fino alla fine del 2019, secondo le stime della stessa RAP, portare rifiuti nelle discariche della Sicilia orientale avrà invece un costo aggiuntivo di 11 milioni, soldi che l'azienda comunale dei rifiuti dovrà trovare in un bilancio già risicato. Ma uno spiraglio adesso si apre in una storia che però non ha mai fatto mancare colpi di scena. Porticciolo turistico di Licata, c'è un servizio, vediamo. Ove il costo delle opere di urbanizzazione dovesse risultare superiore alla somma di 6 milioni di euro, la società Iniziative Immobiliari SPA nulla dovrà pagare nei confronti del comune di Licata. A sostenerlo è l'avvocato Girolamo Rubino, che assiste la società in questione nel procedimento che davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa oppone il comune di Licata alla Iniziative Immobiliari SPA. Il contenzioso è relativo al fatto che il comune chiede alla società in questione il pagamento di 6 milioni di euro come oneri concessori per la realizzazione del porto turistico marina di Cala del Sole di Licata. Con apposita ordinanza istruttoria, scrive in una nota l'avvocato Girolamo Rubino, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, sostanzialmente accogliendo uno dei motivi opposti dalla difesa di Iniziative Immobiliari, aveva disposto una verificazione onerando il dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell'assessorato regionale Infrastrutture della Regione Siciliana, Fulvio Bellomo, di stimare il valore delle ingenti opere di urbanizzazione edificate dalla società e di determinate gli importi degli oneri concessori dovuti dalla società concessoria previa deduzione dei costi di costruzione relativi alle opere di urbanizzazione primaria o secondaria. L'assessorato ha depositato una relazione che ha quantificato gli oneri nella somma di 7.200.000 euro oltre interessi legali. L'avvocato Rubino tuttavia si è opposto a tale consulenza, ricusando il verificatore, si legge ancora nel documento dell'avvocato, e chiedendo l'espletamento di una nuova istruttoria da parte di un soggetto terzo. Con sentenza interlocutoria, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto le tesi della società Iniziative Immobiliari SPA, disponendo l'espletamento di una nuova istruttoria da parte di un organismo verificatore collegiale composto dal direttore della direzione urbanistica del Comune di Genova con funzioni di coordinatore, dal dirigente responsabile del settore urbanistica della Regione Liguria, Dipartimento Territorio e Ambiente, nonché da un professore ordinario o associato in possesso di specifica qualificazione in servizio presso l'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Ingegneria Civile, oppure presso altro dipartimento ritenuto maggiormente attinente alla tipologia di compito da svolgere, designato dal rettore dell'università. Inoltre, con la sentenza, il CGA ha anche espressamente accolto il motivo proposto dalla società Iniziative Immobiliari, con cui si sosteneva che il costo delle opere di urbanizzazione deve essere sottratto dall'importo degli oneri concessori. Per effetto di questa situazione, ove il costo delle opere di urbanizzazione dovesse risultare superiore alla somma di 6 milioni di euro, conclude Rubino, la società nulla dovrà pagare nei confronti del comune di Licata. Assemblea ad Agrigento del circolo Rabat di Lega Ambiente con un nuovo presidente, Sara Gallo. Il circolo Rabat Lega Ambiente di Agrigento ha radunato stamani al caffè letterario Luigi Pirandello in Contrada Caos un'assemblea alla quale sono stati invitati i rappresentanti degli ordini professionali, nonché di associazioni di volontariato, al fine di creare un momento di confronto per cercare nuovi stimoli e idee per la salvaguardia dell'ambiente in città.
Infine, importante passaggio di testimone da Claudia Casa a Daniele Gucciardo per la direzione del Circolo Rabat a seguito dell'elezione da parte dei soci. Questa riunione l'abbiamo fortemente voluta per la semplice ragione che in questi anni abbiamo molto operato sulla città di Agrigento, ma non solo sulla città di Agrigento, provando a costruire delle reti, quindi dei rapporti con altri soggetti che appunto si muovono nel nostro contesto, perché riteniamo che appunto sia importantissimo darsi forza reciprocamente, riteniamo che questo sia il tempo del coraggio, come abbiamo voluto intitolare la nostra iniziativa, e che ci voglia appunto tanta condivisione di impegno per riuscire a raggiungere degli obiettivi che non sono solamente quelli di perseguire sul cammino delle nostre battaglie, diciamo quelle più tradizionali, ma che riguardano tutta quanta la nostra società. Oggi infatti siamo qua per parlare sia di giustizia ambientale che di giustizia sociale, e questa è inoltre anche l'occasione per un passaggio di consegne all'interno della nostra associazione, perché oggi io personalmente lascio la presidenza del Circolo Rabat e passo il testimone a Daniele Gucciardo, che sarà appunto il presidente per i prossimi 4 anni. Sono onorato insomma di ricevere questo incarico. Sono stato eletto dall'assemblea dei soci del Circolo Rabat di Lega Ambiente. È un incarico che mi stimola ancora di più, ma mi carica anche di responsabilità, perché oltre all'impegno che ho sempre garantito per l'associazione, a questo punto occorre appunto divento diciamo in prima linea responsabile delle attività dell'associazione da questo punto di vista, quindi sono soddisfatto, ma sono anche diciamo da questo punto di vista ottimista, ma anche ragionevolmente diciamo responsabilizzato. Dopo l'operazione dei carabinieri denominata Ponos contro i caporali, il pubblico ministero Gloria Andreoli ha chiesto al GIP Stefano Zammuto l'incidente probatorio, considerato che i lavoratori sfruttati sono stranieri che potrebbero lasciare l'Italia. Il GIP si è riservato di decidere. E adesso ultima pausa per la pubblicità. Fame di lavoro in Sicilia. Sono 39.000 le domande per un posto di infermiere. Sono oltre 39.000 le domande arrivate in Sicilia per partecipare al concorso per infermieri e operatori sociosanitari bandito in estate dalla regione. 3.700 sono le domande di infermieri e operatori sanitari già in servizio in ospedali di altre regioni che chiedono di rientrare in Sicilia e che avranno la priorità come stabilito dal bando voluto dall'assessore Ruggero Razza. I numeri li pubblica l'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Il numero delle domande è tale da sollevare un altro tema: si rischia che non ci siano nuove assunzioni, almeno non in Sicilia. Il paradosso dipende dal fatto che la priorità è per gli infermieri già assunti in altri ospedali italiani che vogliono rientrare nella loro isola. Sono talmente tanti da coprire probabilmente tutti i posti disponibili. La conseguenza sarà che le nuove assunzioni le faranno le strutture del nord, che resteranno sguarnite per effetto dell'addio dei siciliani che tornano qui. Il concorso viene gestito dalle ASP di Catania e Palermo, che operano l'una per il bacino della Sicilia occidentale e l'altra per la Sicilia orientale. I numeri li ha pubblicati mesi or sono Blog Sicilia. Per la Sicilia orientale sono 391 infermieri e 227 operatori sociosanitari, per quella occidentale 719 infermieri e 236 operatori sociosanitari. E il bilancio ha stupito perfino i più ottimisti dello staff di Razza: 39.049 domande, 21.733 per il bacino orientale, 17.313 per quello occidentale. Ma dall'analisi sommaria delle domande l'assessore trae buoni segnali. C'è voglia infatti di tornare in Sicilia, ma ritiene anche che le nuove assunzioni ci saranno. La previsione dell'assessore, comunicata sempre alla Sicilia, è che una buona metà dei 1.573 posti verrà assegnata con le procedure di mobilità a chi torna da altre regioni.
regioni o a chi vuole solo spostarsi all'interno dell'isola. L'altra metà sarà realmente messa a concorso, scatterà quindi la selezione per titoli ed esami, che si concluderà fra qualche mese. In totale per i posti nel bacino occidentale hanno fatto richiesta 7.538 infermieri e 9.775 operatori sociosanitari, mentre per il bacino orientale si sono fatti avanti 7.938 infermieri e 10.705 operatori. Altro stop dalle udienze penali dal 2 al 6 dicembre. L'astensione è stata indetta per protestare contro la riforma della prescrizione che entrerà in vigore dal prossimo anno e prevedendo la sospensione dei termini dopo il processo di primo grado. Allo sciopero ha aderito la Camera Penale di Agrigento. Siamo così giunti alla pagina sportiva, derby Akragas-Favara. Ascoltiamo Carmelo Lentini. Ritorna dopo alcune settimane, e l'ultimo è stato in occasione della Coppa Italia, il derby tutto agrigentino tra l'Akragas e la Pro Favara. Entrambe si presenteranno al cospetto dell'Esteneto con animo diverso. I biancazzurri galvanizzati dalla brillante vittoria esterna di Alcamo, favaresi un po' delusi per la sconfitta interna patita ad opera del Geraci. I presupposti per una grande battaglia ci sono tutti, se a tutto ciò si aggiunge la presenza di alcuni ex. Non si dimenticano l'attuale tecnico favarese Giovanni Falsone, Gerlando Contino, Gero Iannello, Peppe Fallea, Gabriele Spina e qualche giovane del recente passato come Gabriele Tropia. Una sfida diversa da quella di Coppa, anche per la presenza di alcuni nuovi calciatori in forza alla Pro Favara come Mariano Cordaro. Intanto domenica prossima, 10 novembre, sarà giornata biancazzurra. Lo ha stabilito la dirigenza cragantina, per cui abbonamenti ed ingressi di favore sono di fatto sospesi. Per quanto riguarda i biglietti d'ingresso non subiranno variazioni di costi. La tribuna coperta costerà 10 euro, la curva sud 5, il settore ospiti 7. Infine sarà ancora un arbitro che viene da lontano a dirigere il derby agrigentino Akragas e Pro Favara. È stato infatti designato ed arriva dalla sezione di Bassano del Grappa il signor Pier Francesco Saugo, un direttore di gara dal polso duro in forte odore di promozione. Suoi assistenti saranno invece della sezione di Messina, Alberto Fiore e Salvatore Totaro. Per quanto riguarda le altre gare in programma, la nona giornata di campionato propone scontri interessanti per la classifica generale. Il Dattilo Noir, con i favori del pronostico, gioca a Marineo con il locale Oratorio. Vincere significherebbe mantenere le distanze dalla diretta inseguitrice Akragas. Partita di cartello a Castellammare, dove sarà di scena la San Cataldese, mentre il Canicattì a Monreale cerca conferme per continuare a scalare la classifica. Dobbiamo noi, sotto l'aspetto caratteriale e di aggressività, dare qualcosina in più, perché sicuramente troveremo una squadra, ripeto, molto aggressiva. Chi recuperi per domani? Allora, tranne Cipolla che è squalificato, penso non al 100% di condizione, ma al 100% di disponibilità, sia Pirrone che Treppiedi. L'ala credo che siamo sulla via di guarigione, me lo porto, però credo che poi vediamo in partita, ma spero di non rischiarlo, ma siamo anche lì sulla fase di recupero. Fortunatamente, non vorrei dire, da un paio di partite e di settimane non abbiamo più degli infortunati, quindi insomma ho delle pedine a disposizione dove sicuramente in partita serviranno. Per la gara di domani cosa ti senti di promettere ai tifosi biancoazzurri e cosa chiedi al popolo biancoazzurro che domani assisterà alla partita? Quello che prometto è quello che ho promesso da quando che sono arrivato, di rispettare la città, la maglia. Penso che senza sviolinate lo abbiamo sempre fatto, siamo sempre lì, tra mille difficoltà, come ho detto in precedenza. Questi ragazzi danno l'anima, ma non lo faccio perché ho bisogno di avere il gruppo alla mia parte, perché ce l'ho, nel senso, io questi ragazzi li posso elogiare. Credo che un gruppo così
a livello di educazione calcistica ma anche personale, a livello di professionalità, proprio loro tengono a questa squadra, cioè loro si sono cuciti veramente la maglia addosso, perché io lo vedo anche quando nei momenti di difficoltà ci siamo compattati, vedi le ultime 2 partite in 10, quindi io questo prometto che noi daremo sempre il massimo. Quello che chiedo ai tifosi, ma secondo me in questo momento non c'è bisogno da chiedere, perché abbiamo visto che questo avvicinamento che a noi fa solo piacere, quindi sono convinto che loro domani saranno un'alma in più. Sì, siamo motivati a fare bene, dobbiamo dare continuità ai risultati, è sempre un derby, siamo pronti a dare battaglia e speriamo di portarci 3 punti a casa. Cosa temi della Pro Favara? Beh, il mister sicuramente, dato che lo conosco, starà preparando la partita nel migliore dei modi, hanno dei giocatori molto importanti alla categoria, però noi siamo l'Akragas, giochiamo in casa e speriamo che il pubblico ci viene a dare una grande mano, che abbiamo bisogno di loro, e poi sta al campo a giudicare. Quanto ti manca il primo gol in campionato? Beh, lo cerco, sinceramente lo cerco, però speriamo che domani sia la volta buona di sbloccarmi, e poi man mano il lavoro paga, quindi tempo a tempo. Cosa prometti ai tifosi dell'Akragas e cosa ti aspetti dal popolo bianco-azzurro domani? Sicuramente spero che domani il tempo permetta, così la gente può dare una grande mano e aiutarci. E poi niente, noi stiamo bene, siamo un bel gruppo, quindi siamo positivi. Parliamo adesso del girone di promozione. In promozione torna a giocare in casa il sorprendente Casteltermini di Pino La Bianca, che si trova ad appena 3 punti dalla vetta occupata dalla Folgore. Riceve il Città di San Vito Lo Capo, ma occhio all'Ercara che ospiterà il Villabate e all'Ellascare che gioca in anticipo con la Mazzarese. Sono le 3 squadre che si trovano all'inseguimento della Folgore, che questa domenica rende visita alla Gattopardo di Palma di Montechiaro. Potrebbe essere il turno delle sorprese. Per quanto riguarda le agrigentine di questo campionato, l'Unitas Sciacca ospita il derby con il Camarat, mentre a Raffadali sarà di scena la sfida Empedoclina-Nissa. In prima categoria, dopo la sconfitta patita a Delia con la locale Atletico Gorgonia, torna a giocare in casa l'Atletico Favara per ospitare Villarosa. La vittoria è d'obbligo se si vogliono coltivare speranze d'alta classifica. A Ravanusa sarà di scena il derby agrigentino tra Ravanusa e Libertas Racalmuto, mentre a San Giovanni Gemini si pregusta un altro scontro tra cugini agrigentini, vale a dire Gemini-Raffadali. Una giornata importante dove si prevedono risultati dall'esito incerto. Si gioca la 5ª giornata di andata nel campionato di seconda categoria Girone E. Le agrigentine Atletico Licata ed Eraclea saranno impegnate fuori casa e rispettivamente a Vallelunga la prima e a Marianopoli la seconda. Gioca in casa l'Atletico Montallegro con l'Acquaviva, mentre il Muxar gioca a Delia con la Nuova Petiliana. Infine l'Alessandria e la Rocca ospiterà il Riese. Prende il via infine domenica prossima anche il campionato di terza categoria. In campo la tena del presidente Giovanni Sorce, che affronta al Comunale di Campofranco, campamico per l'intera stagione, il Forte Cianciana. Esordio casalingo per il rinnovato Campobello con la compagine palermitana delle Prizzi, mentre al Giuffre di Sciacca si affrontano Pro Sciacca e Burgio. A Santo Stefano Quesquina è di scena il Città di Comitini, mentre a Villafranca Sicola sarà derby tra il Reale Unione e il Vis Ribera. Infine, debutto assoluto nel campionato e dilettantistico di terza categoria per il Santa Elisabetta sul campo amico di Sant'Angelo Muxaro con il Virtus Favara. Passiamo al volley, al Pippo Nicosia di Agrigento, incontro tra la SEAP Aragona e il Chieti. L'intervista di Tonino Butera al tecnico ospite. Primo e importante test per la SEAP dalle Cardillo Aragona, capolista del campionato di Serie B1, che affronta questo pomeriggio con inizio alle ore 18 al palazzetto Pippo Nicosia di Agrigento l'Altino Tenaglia Chieti.
Questa mattina la formazione abruzzese ha fatto allenamento di rifinitura. Noi abbiamo intervistato il tecnico Daniele Litterio per parlare della partita. Sarà una bella partita, me lo auguro, le mie ragazze sono abituate a combattere centimetro su centimetro. Sulla carta è una partita ovviamente a vantaggio dell'Aragona, che ha costruito uno squadrone importante, una bellissima squadra per la promozione. Noi siamo una squadra molto giovane, in fase di rodaggio e di evoluzione, con giocatrici che hanno un curriculum sicuramente meno importante delle ragazze dell'Aragona. Quali sono gli obiettivi dell'Altino? L'Altino è un piccolo paese in Abruzzo, giocate a Pescara, gli obiettivi della società e dello sponsor? Ma gli obiettivi sono quelli di ben figurare, ossia di fare esattamente quello che stiamo facendo, prendere punti ma soprattutto lottare, esprimere un buon gioco, un gioioso impegno, una gioiosa aggressività. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a lei. Bene, è tutto anche per oggi, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.